E saluti a tutti, bentornati. E in Sarasa oggi ho leggi una storietta che questiona da te un principe, un vaghetto particolare. E si è fatto un vaghetto a modo su principe Pic, a Ici di Nanta. E intanto sul mo si legge questa storietta, che è bellicetta, è una poco lunga, però è spaziosa per darrere. E a quasi vi uso una tarota per fare un traballo di un pari. Uffa, proprio in moica de Silvia Roncaglia. Ci via da un'otta un principe chi toto zuzzerrianta proprio in moica. Adai saberidadi un nomini dudeniada e fia da un nomini classico dei principi di Naranta Filippo. Sa mamma, sa reina, quando via da pronto papai duzzerriada commenti va in titto tu in mamasa a boginendi. Filippo, vai di sciacqua in mano su che è pronto. E Filippo, che via da giocando a palloni con su scudieri Gualtiero, sbuffata. Uffa, ma commenti, proprio moi che mi via spaziendi. E quando su babbo, su re, di narada in Cilliu, Filippo, vai e fai di scompito su. Filippo rispondiada. Uffa, ma commenti, proprio moi che via castieni in televisione una partita de cassa a Caponi de Murdego. A Merì, a una certa ora, su re e sa reina di Narantampari. Filippo, i moi è storia di sigroccai. Ma su principe Filippo, tutto concentrato giocando a Game King, su videogioco su preferiu, fia da estremo su e narada a voce bascia. Uffa, proprio in moi che avevo vince a suttimo drago e io già hai pigau due vita de guadderi senza de dimoria. Insomma, po su principe Filippo non fiada mai sul momento giusto, po vai sughi de piaffai. E di aici dottosu, ianta comenzau a duzzerriai proprio in moiga. Ma sicomenti che questo allomingio fia troppo lungo, diante incruzzau in pic. Su principi non iada cambiau in bizzo manco crescendi. Fia diventau un bello picciocco, atto e mannaccio. Ma che su babbo di narada, Pic, su re de Gianduia, sioli di vai sa guerra, prepara is armadasa. I sua rispondiada. Oh, ma commenti, proprio in moiga de piandai a su ballo bistiu a maschera de sa marchesa Teresa. E una di Pic, fia dall'ompio in edadi de pigai mulleri. E commenti succedi di spicciocco su bello, su arricco, su e nobilisi, de pia da goiai a una picciocca bella, ricca e nobili. Pic esti ora de dipigai una mulleri, di annau su rei. Eusu decidio ca su mesi chi intrada asa coiai sa principessa Cunegonda, iad acciuntu sa reina. Cunegonda fia sa villa pitticca de su rei de su regno accanta. Fia da bella e garbosa, commente un angiolo, e cantata commente un rosignolo. Milli e prucuaderisi fianta innamorausu de issa, ma issa de pieda goiai a su principi Pic. Ma Pic, quando iede intendiu ca si de pieda goiai su mesi infatti, iada sbuffau commenta sempre. Uffa, ma commenti, proprio in moi ca tenia milli cosas de fai con is amigos mius. Iant appena ovetto una discoteca noa e su principi Dogna Merì andata a badai in gunisi con is amigos finzas a mengianeddu. Fia da diventa uno campione de badu un'armatura a ritmo de heavy metal. Iad appena comprau una carrozza noa, una 40 quadro su truccata che fia da 200 a sora. E ogni dì fia da gara de reli con is amigos e issu fia da sempre su brullestro. Si via de iscritto a un corso de sopravvivenza po guaderisi bagamondoso, a un concorso de bellezza po guaderi fottisi e una partita de gasta a Caponi de Murdego. Insomma, teniate un montone de cose de vai, proprio in moi casi de pieda goiai. Proprio in moi non mi goio, e annau Pic. E su rei, casi fia da goiao a piccioccheddu, casa da sa reina, sospira da e narada. Anda bene, du lasau spaziai ancora un vagheddu e dove su goiai stanno chienidi. E sa reina, casi via da goiada e sa pura picciocchedda, casa da su rei, sospira de narada. Anda bene, Pic, tasa goiai stanno chienidi, ma sa comenzai luegosu a bessiri con sa principessa Cunegonda, a su manco da conoscesi, da sa accompagnai ai baddusu e isa fai passila da sa coaddu.
E di aici Cunegonda, con sa cara de Angelo e sa voce sua de Rosignolo di domandada: Pic, ma compangias a su badu de sa marchesa Teresa? Oh no, proprio in moiga per organizzare un torneo de scaccosu, da rispondi di Pic. Fiada vassendi de ingonisi pini melempo, con su burricheddu su, e iannau. Principessa, Deus andendi a badai in sa prazza de sa bidda. Chi vustei esti di accordio da pozza accompagnai Deu e di a podi imparai tutto i badusu de sa bidda, tanti Deu tengu tempusu. E di aici Cunegonda iede imparau s'andira andira, su baddu dundu, sa tidda tidda e su passu dorrau e baddada commenti a un angelo. Un'altra rotta Cunegonda iannau. Pic, sei su imberanu, antosa si fa una bastilata in su satto? Ma Pic ci furria dai sogus a cielo e rispondi da voce bascia: ma commenti, proprio in moiga essi sa tempora più bella per andare a casa. Fia da passeni de ingunisi pini melempo, con su burricheddu su, chi narada. Principessa, Deus andendi proprio in su satto, che vustei esti di accordio a venni con mei, ti posso imparai tutti i nomini dei sfrorisi de berano. Tanti Deu tengu tempusu. E di aici Cunegonda iede imparau a conoscere violas, is primulas, is rosas de monti e giunchiglias profumadas, e zerriada d'ogni avrori con sa voce sua de Rosignolu. Una di Pic iade ingoto a Cunegonda a fai unu giro in sa carrozza sua 40 quadus druccada. Fiant andendi a 220 a s'ora, cando Cunegonda iannau. Prima di Pic, mi pare di ca custa noi a colori di rosa, a oru de saia, est una duppa de rosas de monti. Prima di ca da solo buddiri. Uffa, ma commenti, proprio in moi che via sto dicendo su primao mio dell'estresa. Ma ago, a mancai de malagana, ia comenzau a andai brusabellu finza sa si frimai. A oru de saia, con su burricheddu su, ci via da pini melempo. Potade in manusu unu mazzu bellumannu de rosas de monti e faito un risigedu a sa principessa. In sarasa Cunegonda iede a castiau a Pic e di annau. Duscisi? Apu decidio de goiai a pini melempo. Ma commenti, proprio moi che mi via sta comenzando a pragi, iede a zerriau su principi. Ma Cunegonda ti ha dato uno stremmu e ci via daziata a coadu de su burricheddu de pini melempo, chi non tenia da dinai, ma tenia temposu. E di aici questa storia è sta accabata. Uffa, ma commenti, proprio moi che via da comenzando a mi pragi. Se si torna su e iniziando sui terminali di questa storietta, fiata bellicetta o no? Uno va con l'oca però via da spaziosa mela. E iniziando su si commenti che a me mi è mancata uno portapinna, due piedi che noi si sbuito, e poi ha pulito questa storietta che ha tornato a contare a vosaltros e una volta no, a capiare in pari due cose, su tema de su re de sa regione de su principi, su portapinnas che mi serviva da me e non fai uno portapinnas a forma de corona, giusto per ma capiare poco poco questa storietta, e intanto su messi bessia questa cosa troppo bellicetta. Che ho leso da poter imparare i pinza si vestire a maschera in carnevali. Sto scherzando. E dunque, se poi fai questo traballetto di serviti, uno botto sbuito, questo via de zucchero, non esti de liauna di latta, esti de cartoccio, stavati de nareuso de vizzuso, scetti stavati de bascio, esti in liauna. Ma osatro potete imparare pinza sa uno in liauna che potete essere un botto de pelati, cosa che agattaisi in domo. Poi mi serve di sa colla callente che si già è posta in buoni a calentare. Poi mi serve di uno lapis, una squadretta, un righello, una variga de ferruso, un metro de gusto de chi imperanta i maistuso de vanno, il sartuso. Poi mi serve di due folloso de gomma eva, uno a colori de vratta, no, a colori di oro brillantinao e l'altro a rubio, sempre bello lucioso brillantinao. E poi mi serve di un volo de scarpe di riciclo, poi mi cominciai a disegnare sa corona, poi prima di tutto mi devo piegare sa misura.
e insando se prima cosa da fai esti a mi misurai sa circonferenza de su botto che esti in de gusto in particolare de 27 cm e dunque mi misuro in un vollo 27 cm de longaria in noi. Agora mi misuro sattaria esti de naresu de 14, però dopo pensare de vai vinzasa is puntas savati puntuda e dunque mi misuro 14 de longaria, però sa longaria arriva in noi cominciano is puntas e savati prusata de sa punta prusata esti de 5 mi varidi de 5 anda bene e dunque dopo vai canto via 5 pruso 14 5 più 14 fai di 19, dopo vai a taria dunque a 19. Una nota che mi sono disegnata un rettangolo di taria de longaria, seguo savati che non mi serve, dunque da questa misura e mi con sul lapis disegno i spuntas che punti longas mi vari di che punti 3,5 gustasa, queste 5 e poi de longaria 10 punti sempre 5 e dopo disegnare una poco romana poi non mi ricordo bene misura se dunque sa de mese dopo fatta poco romana insando su gusta dopo fatta in cartoncino e dunque chi ho usato non tenete a disposizione gomma eva dopo desi vai vinzasa con un cartoncino colorato dopo c'era un grogo ma ho usato dopo dei vai dei suoi colori che si piace di bruso difatti de Augusta non da fare con savatti con sa gomma eva a colori di oro ma da fare con sa gomma eva a colori a rubio e insando tu sapremo cosa che dopo vai se dopo fatta viri esti a mi disegnai sa corona in brutta coppia una volta che mi sono fatta gusta mi da pongo in savati de pallasa de sa gomma eva questa che non tiene di brillantinus e mi da dorra passare con sul lapisi gli aici agoa mi da de puscetti segai con gli sferusu e insandosu una nota che mi sono disegnata sa corona capiesi? Una nota che mi da se disegnata piego i sferrusu e seguo a filo e ottengo questa corona a rubia che bella c'è tutto cercate di rispettare in linea ai CS di poco più bellicetta poi con i sarrogosi di abarranta e usa fai i decorazioni sì. Dunque sa prima cosa da fai esti de incollai in su botto questa gomma eva che ha pusegato a misura gli aici e dunque se mi dico questa colla callenti questa la pongo noi faccio una striscia di quella callenti e comincio a incollare questa gomma eva e fatto faccio una striscia de colla finché saccando dopo incollata tutto chiesti segata a misura gliela depitorrei giusta e noi e ci si serra bene e di fatti questa è
è segata abbastanza bene e dunque questa è già fatta. In poi vai decorazioni, mi serve di un arrogo di gomma eva a colori di oro. Appu pigau sa longaria, dunque dessa circonferenza de subotto, dunque canto via da longa sa corona e de attaglia da puvata di 2 cm. E questa mi da pongo in noi a sutta. Mentre poni pago colla callenti, come ho fatto prima, a velo da aggiungo e incollo s'arrogo. S'arrogo di gomma eva. Da mela e questo puro è posto. In moi mi torna a piegare che da volevo dopo adesso vai di cetotto e dunque mi dico su altro sarrovetto che mi punti a varrauso de gomma eva a colori di oro. Mi aggiungo il pago che si sta così e intanto mi faccio sudando aici a uovo con questo arroghetto che mi stava a rao. Poi che si fatta a uovo e si pensa troppo perfetto. Pongo poco colla in noi a palasa e mi do un collo in noi pizzo su. Ora poi vai questo arroghetto colorato, piego sempre questo arrogo de gomma eva a colore de oro e mi faccio una specie di semineddu, un visigeddo. Mi faccio poco di punta in pruso e ci va di una prenda preziosa e si da ponerlo in noi a sutta. Pago colla poi ti causo un altro arroghetto sempre di questo colore di oro e mi faccio il altro seminello per finigeddo però tocca da due sfai. E questo sicuro mi disattacco con questa colla callenti e su questo noi è bella preziosa questa corona. Gli aici secondo me è proprio perfetta, però devo lì e moi uno paghetto fai impreziosire in arioso savati di azutta e poi impreziosire i savati di azutta a imperai s'arrogo di gomma eva a colori a rubio che messa parrata questa da incingiare già da messo a intruso voi tanaraisi ta forma da spozzo fai tundasa o a rombo o triangolarisi come ti essinti biesu a rombo mancai come ti essinti
A rombo funt belligeddas. E dunque depois fai quadradeddos. Questo è troppo manno, lo faccio un po' piticheddo. Sì, forse è belligeddo gli aici a rombo. Ne vedo una variga, noi punti dressi, aderezzavo su pago pago. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, bien tantiessimi. Cominciato da avanti, dunque in linea mi pongo su primo rombo, in noi, pago colla, che non ti serve di meta a meta. Poi ti ponevo su uno a questa attaria, e una questa. Poi ne volevo su uno in noi a palasa, anzi ne volevo uno un po' di ogni punta. Uno po' di ogni punta e uno in noi a palasa e ci torrenta. E poi però avanti mi va a rigare di ponere su finzas a trustundus. Io con questo arrogalle dai tanti esseri. E mi pare che già andava bene. Mi vedo su d'uso e ne ponendo uno a questa parte e uno a s'altra. Però è a forma di stidio e mi pare che la pongo in noi in pizzus e più bellicetto. La panna che è più bellicetta di aici e intanto mi serve un'altra roga dopo dove vai dunque. Ma che non sia da perfetto non ti fai nulla. Ho usato da potersi impreziosire come ti si piace di uso. Finza sai in mezzo potersi pone qualcuna cosa. Pensando su due su ci fonti, di pone uso uno in noi e uno in noi. Aici è più preziosa e bellicetta e da poter incingiare ci vuole usare intruso i sferruso perfetta esti bellicetta esti comoda da imparare e poi esti una cosa utile che potete sempre servire in domo e in sala se poi si dovrà mai chi si piace da poter imparare come ancora dopo carnevale. Adesso si saluto a tutti, si ha un imbrasso manno e un basito per un manno del suo mondo a tutti. A Sibiri all'estero.